Lotta senza quartiere. Le amministrazioni comunali e i loro rappresentanti ANCI puntano verso Roma. Non faranno da esattori diretti dello Stato, perdendo oltretutto gettito rispetto al 2013. Una linea del Piave per evitare di incidere sulla spesa viva sociale, asili nido, scuole, trasporti, illuminazione delle strade. Perché la Tasi potrebbe costare di più ai cittadini e pagare poco i comuni. Il delta che separa le aliquote IMU 2013 con quella Tasi 2014 vale infatti 1,5 miliardi di euro. O lo Stato si impegna a versare ai comuni pro capite il 1,5 miliardi, oppure i comuni non saranno in grado nel 2014 di dare i servizi corrispondenti agli anni scorsi. L'Anci Veneto nel pomeriggio ha convocato d'urgenza il direttivo e ha preso la decisione il 29 gennaio tutti a Roma contro la Tasi. Gli esattori per conto di uno Stato che ci rende tra l'altro sempre più impopolari noi, per un compito che è quello di garantire risorse per lo Stato, uno Stato che è sempre più difficile, sempre più lontano dai cittadini. Questo deve finire. Ho come l'impressione, cosa che noi dicevamo da tempo, che l'abolizione IMU prima casa ce la stiamo in qualche modo ritrovando sul gruppone con gli interessi. Anche i comuni della provincia di Treviso temono che la Tasi si possa trasformare in una IMU che rientra dalla finestra con gli interessi. Ne ha parlato l'Anci trevigiana a margine di un incontro con le organizzazioni sindacali che chiedono di rafforzare i criteri di progressività nell'imposizione locale rispetto al reddito per garantire l'equità della tassazione. L'incertezza delle tasse sulla casa, inoltre, rende impossibile condurre le campagne elettorali per il rinnovo di 58 municipi, in particolare per gli aspetti del programma legato alle imposizioni fiscali, e rende di fatto impossibile chiudere i bilanci. Non abbiate fretta di fare, perché sennò poi dovrete correggere il bilancio chissà quante volte. Fintanto che non abbiamo dati certi, noi non facciamo i bilanci dei nostri. Da qui l'ultimatum al governo: il 29 si decida e i sindaci saranno a Roma per ascoltare.